volta che Fedez è arrivato con i capelli verdi, dovevamo girare sul green screen, per esempio. Oh signore! Ho preteso un test, quindi abbiamo girato immediatamente una clip e poi io l'ho lavorata live sul set con 60 persone. Che ti aspettavano. Così. Benvenuti in questa nuova puntata di Behind the Video. Io sono carichissimo perché abbiamo con noi un ospite incredibile. Abbiamo con noi Eric Caretta, co-founder di Hive Division e VFX Supervisor. Grazie di essere qua con noi. Piacere Eric. mio. Per me questa puntata è incredibile perché porti la tua azienda, la vostra azienda, che fa una cosa molto particolare in un luogo particolare. Nel senso che siamo ad Asolo e adesso ci racconterai. Quello che a me ha colpito è che voi siate riusciti a fare quello che ci racconterai in una città lontana da Milano, molto lontana da Milano. E da Roma. E da Roma. Chi è Hive Division? Cos'è che fa? Allora, Hive Division, che noi tutti chiamiamo Hive, e quindi la sentirete chiamare così, nasce come un gruppo di amici, intanto, uniti da Giacomo Talamini, un altro dei nostri fondatori, che aveva un'idea, un sogno, cioè realizzare un fan film basato su un videogioco, e questo fan film è Metal Gear Solid Philanthropy, che abbiamo poi realizzato. Questa avventura parte nel 2005-2006 all'incirca e poi passo dopo passo porta nel 2012 alla fondazione di Hive Division, che oggi è un'azienda che si occupa essenzialmente di produzione video e cinema e effetti visivi o VFX. Quindi questo è quello che noi siamo. Quello che però vorremmo diventare e stiamo cercando sin dall'inizio di diventare è una casa di produzione che possa realizzare contenuti originali che rispecchino il modo di pensare e di voler fare cinema dei fondatori, quindi di me, di Giacomo, di Valentina e di Mattia. Come abbiamo fatto? Non lo so, secondo me è un po' come la storia del calabrone: finché qualcuno non gli dice che non può volare perché non è fatto per volare, lui vola. Non ci siamo mai arresi nonostante le inevitabili difficoltà. Però poi abbiamo ottenuto anche, come dire, risultati e riscontro, quindi è un bel andare, ecco. Quali sono i progetti che Hive Division, non necessariamente gli ultimi, ma i più belli a cui avete secondo te collaborato, quelli che a portfolio li porti con entusiasmo? Sicuramente dal punto di vista degli effetti visivi, quello che ha fatto cominciare un po' tutto dal punto di vista del cinema è Addio fottuti musi verdi, su cui abbiamo collaborato divertendoci molto con altre due aziende di Roma, Cromatica e Wonderlab, nel 2017, se ricordo bene. Siamo stati anche candidati ai David di Donatello, quindi abbiamo potuto avere un'anteprima di tutto quel mondo che poi negli anni successivi avremmo conosciuto meglio, e quello è stato un progetto molto, molto divertente, molto interessante, ci ha dato visibilità e anche come dire, siamo stati forse per la prima volta visti come un'azienda affidabile, come dire, diciamo del giro, ecco, no? Anche dal punto di vista del cinema più tradizionale, romano, via dicendo. Per questo film avete fatto gli effetti visivi? Abbiamo realizzato parte degli effetti Ok. visivi assieme a altre due aziende che sono Cromatica e Wonderlab. In quel caso ognuno si è occupato di sequenze specifiche. Poi sicuramente è interessante Help Me, più che altro per il modo in cui è stato fatto, ovvero per la prima volta in Italia, almeno nella storia recente, 7 o 8 aziende di effetti visivi sono riuscite a collaborare in un unico progetto, grazie soprattutto alla guida del supervisore generale del film Fabio Cerrito, ed è stato un ottimo esempio di collaborazione, un progetto questo divertente da realizzare, è andato bene. E poi sicuramente Never Too Late, che è una serie che peraltro uscirà il 22 novembre su Rai Play, che rappresenta il primo caso in cui Hive Division si occupa come vendor unico e principale di effetti visivi di una serie che, per quanto piccola, era comunque un prodotto molto interessante, lo vedrete, che ci ha permesso
magari di cimentarci anche con delle tipologie di shot, di lavorazioni che normalmente magari sarebbero appannaggio di aziende più strutturate, di budget più elevati, ma complice il budget più limitato di questa serie Rai, o meglio Rai Play, io ho avuto accesso, quindi è stato un ottimo progetto per imparare molte cose, mettersi alla prova. È durato un anno fra una cosa e l'altra, perché dai, dalla pre-produzione, poi sul set, e l'abbiamo consegnato luglio. Questi tre forse direi i più rappresentativi del percorso. Ecco, poi di divertenti ne abbiamo fatti molti negli anni, magari anche più piccolini. Per esempio abbiamo avuto per qualche anno un bel filone di video che venivano rilasciati su YouTube per la promozione di videogame, per esempio Battlefield 1 e Rainbow Six sono stati molto 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 divertenti da realizzare e anche tecnicamente interessanti. Poi trovate i behind the scenes sul nostro sito e andateveli a vedere perché sono molto molto divertenti. Poi c'è stato il filone VR un po' di tempo fa, che purtroppo poi insomma è finito in un nulla di fatto, però anche là ci siamo divertiti, abbiamo sviluppato un rig di GoPro, siamo stati fra i primissimi al mondo ad avere un rig che poteva girare stereoscopico 360, ci abbiamo anche fatto degli effetti visivi, quindi è stato molto divertente. Poi insomma è durato qualche anno la fase più clou, poi è andato un Sì, ci pochino ad sono queste esaurirsi. bolle tecnologiche. Sì, sì, esatto. E infatti la successiva è la virtual production, di cui noi siamo stati grandi sostenitori, ma anche qui in Italia non è molto sviluppato, ecco, come mercato, contrariamente ad altri posti, Stati Uniti, Europa, insomma in generale. Però sì, ciclicamente capitano queste innovazioni tecnologiche che poi possono svilupparsi o meno. Noi tipicamente ci buttiamo. Soprattutto perché nel nostro campo, almeno se siamo un po' simili su questo, quando esce la nuova tecnologia non ce n'è per nessuno, voglio conoscerla, voglio saperla, Sì, mi ci butto a capofitto. sì, naturalmente siamo tutti un po' nerd, Esatto, quindi esatto. bisogna esserlo per progredire, per voler fare Anche questo perché lavoro. comunque è un campo molto tecnico, se Molto. vogliamo. Nel senso che c'è sicuramente la parte artistica, c'è sicuramente la parte, però il core di tutto questo è conoscere bene i programmi, conoscere bene tutto quel mondo. E a questo mi aggancio in realtà per quello che è il tuo lavoro effettivo, nel senso che all'inizio ti ho presentato come VFX Supervisor. Ci spieghi cos'è? Cosa fa il VFX Supervisor? Magari prima partiamo da cosa sono i VFX, Mi piace. che sono gli effetti visivi che molto spesso vengono chiamati erroneamente effetti speciali, quindi VFX versus SFX. E gli effetti speciali comprendono tutto quello che viene realizzato fisicamente sul set: esplosione, macchine della pioggia, macchine del fumo o miniature o animatronic, tutto quel mondo lì è special effects. I visual effects sono effetti visivi digitali, quindi lavorazioni che vengono realizzate in post produzione oggigiorno in maniera digitale, in passato anche in maniera analogica, ma ecco, questa è intanto una prima divisione. E il supervisore degli effetti visivi o VFX supervisor è la persona che nell'ambito di una produzione si occupa di supervisionare il processo, tipicamente dal punto di vista tecnico e artistico, poi caudiovato nel team dai producer per quanto riguarda gli aspetti più magari macchino economici o di schedule e via dicendo. Ecco, ci occupiamo di assistere quanto prima possibile la produzione nel progettare gli effetti visivi, perché vanno progettati, nel senso che se poi arrivi sul set mal preparato o non preparato, o addirittura, come a volte ancora succede, vieni chiamato in causa a riprese già concluse, magari ti trovi nelle condizioni di non poter lavorare bene o di poter addirittura dire no, purtroppo questo non si può fare, perché o non si può fare o avrebbe dei costi che non sono sostenibili, e magari con poco sforzo si poteva migliorare di molto la situazione. Quindi Non siete quelli che la sistemate sempre in poste, insomma. nell'immaginario comune sì, fortunatamente diciamo questa definizione del fixed in post sta un pochino alla volta scomparendo, nel senso, rispetto anche solo a 5, 6, 7 anni fa vedo un atteggiamento molto diverso, il mercato è maturato, anche
produzioni italiane hanno capito l'importanza di un minimo di preproduzione, di preparazione e del fatto che possiamo essere uno strumento utile non solo dal punto di vista artistico ma anche economico, nel senso che poi i produttori lì vanno a parare, no? Certo. Non siamo solo il costo che c'è lì alla fine, ma effettivamente possiamo essere d'aiuto. E mi sto immaginando te, Eric, che quando vai sul set e vedi il set, hai già in testa questo succederà così, questo succederà così. Dipende, poi sai, ogni set è diverso, nel senso che chiunque sia stato su un set, magari un minimo strutturato, sa che è un equilibrio molto complesso di varie figure, di vari dipartimenti e quindi la prima sfida è farsi un'idea di come lavora questo, come lavora questa, per cercare di capire qual è il modo migliore di interagire, perché purtroppo il set è un ambiente in cui non c'è mai tempo a sufficienza. Il risultato non è mai quello che tutti vorrebbero. Soprattutto in Italia, mi viene da dire. Ma no, in realtà è come dire, diciamo che vive di diverse forze. C'è la produzione che cerca di contenere i tempi e quindi i costi, c'è il regista che naturalmente per suo dovere cerca di trascinare il più possibile a livello di risultato, quindi non si accontenta mai, vuole sempre un pochino di più, se arriviamo qua facciamo che. Quindi queste sono le due forze principali, però alla fine della giornata bisogna portare a casa il risultato, certo, e cercare di non rimanere magari impigliati in questa lotta, perché magari poi sai ci si trova a non avere più tempo per fare bene qualcosa lì, quindi c'è tutto un discorso di equilibrio da gestire e solo dopo arriva la parte tecnica, che poi con l'esperienza diciamo viene anche molto più facile. Ecco, il grosso del lavoro è cercare di comprendere la visione del regista, le necessità della produzione del team e di trovare soluzione migliore per realizzare quello che tutti hanno in mente. E poi naturalmente sì, c'è tutta la parte di fotografia di reference, HDRI, le misurazioni, insomma c'è tutta la parte più operativa che però appunto quella viene abbastanza poi in automatico, ecco. E poi si arriva alla post, no? Che tipicamente è anche la fase più lunga, dove probabilmente si sviluppa in maniera maggiore l'apporto dell'effect supervisor, non perché non sia importante quello che fa prima, ma come dire, lì diventa il regista di quella parte di lavorazioni, no? Sì, dai l'indirizzo, no? L'indirizzo, Esatto. andiamo in questa direzione. Sempre naturalmente cercando di comprendere le intenzioni del regista, che a quel punto diventa fondamentale per la buona riuscita del progetto, perché il nostro non è un lavoro in cui ci siano delle specifiche tecniche che si possono seguire, meglio ci sono, ma sono marginali, nel senso poi di quello ci si occupa, ma il fulcro secondo me nella fase di post-produzione è questo, cercare di anticipare le richieste e comprendere la visione e a volte saper anche arginare un pochino le cose che succedono, ecco. Mi piacerebbe scorrere un pochino quello che è il vostro portfolio, lo sto vedendo dal sito, per vedere un po' quali sono le particolarità che vengono fuori. Sì. Perché molto spesso come addetti ai lavori si lavora talmente tanto su tante cose di corsa che a volte non si ha neanche il tempo di fermarsi a dire cavolo, quella volta ho fatto quella cosa là. E in realtà veramente cose ne avete fatte tante. Citavi Help Me, qua vedo La Fiamma, sì. Celebrity Hunted ad esempio. Cosa avete fatto per Celebrity Hunted? Abbiamo realizzato dei promo TV per la prima e la seconda stagione di Celebrity Hunted. Poi leggo Vita da Carlo. Vita da Carlo è anche un bel progetto che seguiamo ormai da questo il quarto anno, la quarta stagione verrà girata a brevissimo. E in quel caso realizziamo delle videoproiezioni all'esterno di Casa Carlo, quindi il fondale che vedete quando vedete la serie al di fuori delle vetrate di Casa Carlo lo realizziamo noi ed è direttamente in camera, ovvero sul set. Casa Carlo è costruita all'interno di uno studio con un telo cinema e una serie di proiettori che proiettano un bellissimo panorama di Roma che abbiamo girato da Gianicolo nelle varie situazioni, quindi di notte, di giorno, l'alba, il tramonto e tutto quello che ci deve essere, insomma. Quindi siete voi i controllori delle situazioni atmosferiche esatto. Intorno esatto. a Casa Carlo. Bellissima questa cosa, il che significa che voi siete andati a fare riprese effettive a 360 gradi di tutte queste situazioni. Esatto. Poi vedo
il re? Sì, abbiamo Di Sky? realizzato un po' di inquadrature anche per quel progetto lì. Sì, a volte, molto spesso si collabora, insomma, anche con altre aziende, quindi capita di realizzare piccole sequenze, insomma, per tirare fuori dai guai qualcun altro che magari in quel momento deve cominciare un progetto dopo, insomma, ci si cerca di aiutare, ecco. Mi ha colpito perché tra i vostri progetti c'è anche un video di Mahmood, può essere? Sì, abbiamo realizzato un video per Mahmood in Uyasha e un paio da 2 o 3 anni fa, insomma, abbiamo usato un po' di virtual production anche in quel caso lì. È un'esperienza strana per noi perché videoclip praticamente non ne facciamo, siamo abbastanza fuori da quel mondo. A volte succede, abbiamo fatti alcuni, insomma. Bellissimo. Poi leggo il mitico LOL che ormai è entrato in tutte le Anche lì nostre abbiamo vite. fatto dei promo. Quelle occasioni lì sono belle più che altro per conoscere tutti i vari personaggi che ci sono, no? In questi mondi che magari difficilmente avresti possibilità di incontrare altrimenti, no? E per loro cosa avete fatto? Ricordami. Abbiamo realizzato dei contenuti video che poi sono stati utilizzati durante la campagna social, mi pare di stagione 1 e 2, se ricordo bene. Poi abbiamo citato Tono Spiaggiato, Addio fottuti musi verdi, Finché c'è prosecco c'è speranza. Sì, questo è stato un bellissimo film su cui abbiamo collaborato un bel po' di anni fa, per gli effetti visivi, forse uno dei primissimi in assoluto su cui abbiamo lavorato, Bello. di Antonio Padovan, che saluto. Che software usate tendenzialmente? Probabilmente a livello di ore lavorate è sicuramente Nuke, che è un software di digital compositing, pardon. Per il 3D di base noi utilizziamo Blender, che poi affianchiamo con un prodotto specifico per questa o quella cosa precisa. Ce ne sono 1000, insomma, dipende. Curioso che usiate Blender, è interessante questa cosa qua. Ma è una scelta che abbiamo fatto tanto tempo fa. Noi venivamo un po' dal mondo di 3D Studio, quindi Autodesk, non faceva per noi per vari motivi e quindi un po' per provocazione abbiamo provato Blender. In realtà ci siamo trovati bene e diciamo che si situa in una buona posizione, nel senso che noi siamo una piccola azienda, quindi non abbiamo moli di lavorazioni 3D CGI enormi e non abbiamo complessità di lavorazione enorme. Blender è un software che ti permette secondo me di vivere bene in questo ambiente, altrimenti poi sai ci si deve spostare su Maya, su Houdini, su altri tipi di piattaforme che però bisognano un pochino di un reparto dedicato, di una pipeline un pochino più C'è una strutturata, complessità maggiore, si usa la piattaforma più utile per fare quella cosa in oggetto e anche perché ormai abbiamo una rete di artisti, conoscenti, insomma, che bene o male coprono diversi software. Poi ti posso dire che per il montaggio stiamo ormai ultimando la transizione verso DaVinci Resolve. Eccolo là. Naturalmente non si può fare a meno della suite Adobe. Motion graphic ne facciamo molto poca e naturalmente quella si appoggia all'After Effects perché non ci sono alternative. E After Effects è il mio amore. E invece io non lo posso sopportare Sì. perché ho combattuto per anni contro un sacco di compositor che arrivavano cercando di convincermi Di farlo su After. che secondo me non ha nessun senso. After è un ottimo software di animazione, di motion graphic, va benissimo, anzi è la scelta per fare queste cose qua. Per fare compositing, per cortesia, utilizziamo strumenti adeguati che possono essere Nuke, che non è l'unico, nel senso Fusion della Blackmagic funziona benissimo, purtroppo per tanti motivi non siamo riusciti ancora ad implementarlo. I principali sono che non c'è compatibilità con altre aziende e non c'è un talent pool abbastanza sviluppato Sì, ancora. anche perché è un software abbastanza, passami il termine, uso le virgolette, nuovo. È nuovo, sì, in realtà esiste da un po', però Sì, ecco, lo però- stanno spingendo negli ultimi anni, sta Esatto, crescendo la molto. crescita vera sta avvenendo veramente da poco, nel senso Sì. che Blackmagic ha sempre puntato alla color, adesso effettivamente è una figata, cioè stanno creando una cosa incredibile. La nostra esperienza è sempre stata ottima e poi è veloce, quindi insomma. Sono d'accordo. Come post-produzione, una delle cose più difficili della post-produzione di effetti Visivi, è quella che effettivamente
non è una tecnica, è una scienza esatta. Nel senso che comunque c'è dell'arte dietro, c'è del pensiero, non è... Se io parlo di vorrei un drago, ci sono 1000 modi per fare un drago, voglio dire, ok? Com'è che la gestisci per evitare di perdere un sacco di tempo, di andare fuori budget, di sforare, di... Quello che dicevo prima, la parte principale imposta è evitare questo problema, quindi chiaro che vengono realizzati degli step intermedi, naturalmente non si parte a realizzare Col il drago definitivo, bello e sì. buono, perché si rischia troppo. Quindi si parte con un concept iniziale, poi magari si parte col modello, si fa un primo passaggio di animazione, di layout per definire tutta una serie di cose, ci siamo sì bene, si procede. Qual è il problema? Che dipende molto da chi c'è dall'altra parte, il grado di comprensione del work in progress che viene sottoposto, perché purtroppo a volte è controproducente, nel senso che ci si incastra nelle fasi preliminari perché non c'è l'abilità, la capacità dall'altra parte di andare a completare, di immaginare come sarà lo shot ultimato sulla base di questo che io sto presentando, nel senso che molte volte, ahimè, mi sono sentito dire lo dovrei vedere finito. Mi rendo conto, però Sarebbe bello. naturalmente si cerca sempre di trovare una quadra. Le prime fasi del progetto io le dedico a cercare di capire qual è questa distanza. In questo caso, quanto mi conviene andare avanti prima di mostrare qualche cosa, quanto è in grado la persona che ho dall'altra parte di comprendere quello che io faccio vedere. Una volta capito il livello, poi tu sai che la cosa più utile è arrivare a quel livello lì e poi puoi avere un dialogo che è costruttivo, non ti senti Si dire parla la ma il stessa drago è lingua, sì. grigio. Sì, certo, è grigio perché è un bozzetto di animazione, poi non sarà grigio. Ma io non riesco a valutare, cioè È bella questa cosa che dici, mi viene da sorridere perché è un tema che penso tutti noi affrontiamo a livelli diversi. Certo. Mi fa sempre molto ridere quando magari mandi un bozzetto, nel mio caso di una ripresa piuttosto che di un editing, hai messo lì una scritta in cui chiedi, ho solo messa lì, non guardare il font per favore, ma il font non è quello giusto. Lo so. Non è. È la stessa identica È la cosa. stessa cosa, mi fa sorridere questo. Sì. Invece qual è la cassetta degli attrezzi per un VFX supervisor? Cioè con cosa vai sul set? Naturalmente le cose più importanti sono una reflex, una camera sferica, poi vediamo cosa serve, nastri colorati di ogni tipo per blocco, perché tutto va disegnato, bisogna prendere appunti il più possibile, insomma tutto va registrato e direi questo è un metro laser, questo perché è sempre utile avere un rilievo sommario di Ah, qualche... quindi tu fai anche proprio il rilievo effettivo della scena. Io cerco sempre di fare qualche cosa, a meno che non sia un intervento un po' più minimo, in quel caso ci si occupa solo di verificare che non succeda niente di sbagliato, però se io so che ho un intervento, un CGI o c'è la possibilità di dover sostituire, pulire, uno schizzo del set con 2 misure, con un buon numero di foto di riferimento, lo facciamo. E poi ci portiamo sempre a casa una foto sferica HDR, quindi ad alto range dinamico, che è utile per ricostruire poi l'illuminazione su un eventuale oggetto in CGI che noi andremo ad inserire all'interno e comunque è sempre un riferimento, quindi questi direi sono le cose più importanti. Poi tabella colori, insomma ci sono 1000 affari, ecco. È interessante quello che mi dici perché mi fa capire quanto io ho un pochino di esperienza di 3D, quindi quando parli di HDR o di queste immagini per dare l'illuminazione capisco di cosa parli ed è interessante quando mi spiegavi di portare il metro, laser piuttosto che farsi gli schizzi, perché effettivamente non ho mai pensato, ed è una cosa forse anche ovvia in realtà, comunque gli effetti vanno a lavorare su una cosa che deve diventare realistica e nel momento in cui lavori a programma in realtà quello che tu fai è questa cosa va a 2 metri, a 3 metri, la camera aveva inquadrato in questo modo, questa è la lente, questa è la grandezza, cioè effettivamente sono tutte cose che sono realistiche e quindi sapere che un personaggio da un altro è a 10 metri è importante È saperlo. molto importante. È molto Questo può importante. fare la differenza tra un buon effetto realizzato in poco tempo
o un discreto effetto realizzato in tanto tempo, perché a volte capita per situazioni particolari, se non hai girato le griglie di istruzione, se non hai l'HDR, se non hai idea delle dimensioni relative del set, magari hai difficoltà a ricostruire, devi andare per tentativi, si perde un sacco di tempo e poi il risultato non è fisicamente corretto. Il cervello lo sente, l'occhio non lo vede, ma poi il cervello C'è qualcosa di sente strano, no? che c'è qualche cosa di strano, non sa che cosa, ma ti rovina un po', ecco, l'effetto. Per cui si cerca sempre di prendere più dati possibile. Bellissima questa cosa, nel senso che mi piace molto, più ci addentriamo nel mondo del cinema con i nostri ospiti, ma anche in generale, più scopriamo che viene lavorato, se si vuole fare un ottimo lavoro, usiamo questo termine, si fa tanto prima, tutto prima. Perché sì, c'è questa concezione che noi diciamo ridendo, ma lo sistemo in post. In realtà non dovrei sistemarlo in post, ci devo lavorare il più possibile prima, poi ci sarà sicuramente da lavorare in post produzione, ma più penso, ragiono, studio, prendo appunti, preparo, e più questa cosa è più probabile che vada liscia, mettiamola così. Già ci sono le sue difficoltà nel portarla a casa, nel gestirla eccetera, cerchiamo di arrivare con tutto pronto, no? Con tutto il più preparato possibile. Confermo, sì, confermo. Per fortuna è un atteggiamento che sta cambiando in questi anni, quindi veniamo da magari 5-6 anni fa in cui l'approccio fixed in post era la regola, quindi ti chiamo quando c'è il problema, quando mi sono accorto che c'è il problema, perché il problema c'era già prima, che non te ne sei accorto, mentre ora si cerca di lavorare in maniera migliore, tant'è che finalmente anche in Italia è comparsa la figura del VFX supervisor di produzione, ovvero non è l'azienda che fornisce gli VFX supervisor, meglio lo fornirà, ma la produzione quando comincia a pensare al progetto già coinvolge una figura che si occupa magari di trovare il vendor giusto o di suggerire l'approccio giusto ancora prima che cominci la pre-produzione vera e propria, certo. che venga scelto un vendor, insomma, ma fino a pochi anni fa questo non succedeva. Ma Eric, qual è secondo te il set più difficile che hai mai fatto? Da che punto di vista? Bella domanda, non so risponderti. Forse dal punto di vista del che poi sarebbe stato fatto l'effetto veramente complicato e quindi serviva una preparazione tale per cui tante cose andavano a incastrarsi. Allora, da questo punto di vista, purtroppo tutte le volte in cui gli effetti erano veramente complicati non c'era tempo di fare una preparazione adeguata. Secondo me, più che dal punto di vista tecnico, forse sono stati dei set veramente impegnativi dal punto di vista fisico. Penso per esempio a Tonno Spiaggiato, che è un progetto di cui Aiva ha curato la produzione esecutiva e anche gli effetti visivi. E lì, sai, noi abbiamo fatto una full immersion perché volevamo capire come in tutti i livelli funzionasse una produzione di quelle dimensioni. E quindi ognuno di noi soci magari ricopriva più ruoli, via dicendo. Quindi, sai, io oltre ad essere supervisore mi occupavo anche dei dati, quindi una serie di ruoli insieme che ti tiene sempre, sai, il cervello al 100%, e anche se le lavorazioni non erano molto complesse poi da realizzare, il solo fatto di dover gestire magari 3 cose insieme, più la sera dover creare i proxy perché ci si montava a correre già sul set e via dicendo, ecco, quello sicuramente è stato il set di gran lunga più difficile, ma non dal punto di vista tecnico. Tante cose. Sì, tante cose. Dal punto di vista tecnico, sì, tanti green screen magari in cui abbiamo dovuto curare magari di aspetti di imprevisti, cose. Quella volta che Fedez è arrivato con i capelli verdi, dovevamo girare sul green screen, per esempio. Ecco lì, ecco quello anche perché ho preteso un test, quindi abbiamo girato immediatamente una clip e poi io l'ho lavorata live sul set con 60 persone. Che ti aspettavano. Così, tutto a posto, tutto bene, però anche quello è un momento un po', sai, complesso, perché sai, poi dai il via, si gira tutto il giorno di essere sicuro che poi il risultato sia Sì. la qualità che tutti si aspettano, nei tempi, nei costi che avevamo, perché poi si doveva fare una post molto veloce, insomma, tutta una serie di problemi. E anche quello in effetti, adesso che ci penso, è stato divertente. Hai qualche aneddoto di cose particolari che ti sono successe, tipo questa dei capelli verdi su sfondo verde, che dici, oh signore? Per esempio su Never Too Late, è una serie ambientata
in Sardegna, e siamo quindi andati in Sardegna in particolare per girare una location specifica. Purtroppo il giorno prima è uscito che non era più accessibile per questioni di sicurezza, e quindi siamo dovuti andare, girare parte dei plate, diciamo gli sfondi, con un drone che quindi riusciva ad arrivare sul posto, e girare gli attori con un green improvvisato a 50 metri di distanza. Quindi anche questo, insomma, il set è il regno dell'imprevisto, quindi ogni produzione c'è qualcosa di strano che succede. Molto spesso quello che a me colpisce vedendo un po' di behind the scene, un po' di bloopers, così, quello che mi stupisce è come gli attori riescono a immergersi in questo mondo, no? Molto spesso stanno facendo delle riprese con una tuta verde addosso, una tuta blu addosso. Come fanno secondo te? Cioè, nel senso, hanno una fervida immaginazione? Gli viene presentato già loro l'idea totale, quindi vengono immersi in questo mondo? Com'è che secondo te può funzionare questa cosa? Allora, intanto io non sono convintissimo che sempre ci riescano. Ok, Nel senso interessante. che tante volte vedi che questo poveretto, questa poveretta non aveva idea di dove guardare, perché insomma è inutile negarlo, tra girare in una location reale e girare davanti un telo verde, insomma, la situazione è molto diversa. Quindi partiamo da questo. Sicuramente ci sono attori che vi riescono di più, di meno, a seconda di quanto conoscono il mezzo. Sicuramente viene loro mostrato un bozzetto, insomma, sempre che vi sia, perché alle volte ancora, sai, non si è definito. Viene in soccorso magari una tecnica che si utilizza, ovvero si possono creare direttamente sul set delle preview, quindi sovrapponendo direttamente quindi mandando a monitor in tempo reale o in leggera differita un comp molto rough, Grezzo, insomma sì. grezzo, con quello che si intende poi mostrare sul final. Insomma, questo sicuramente aiuta più forse regista, direttore della fotografia, la crew, però sicuramente anche chi poi è davanti alla camera ne ha un beneficio, insomma. Non fa parte un po' della produzione virtuale, appunto, della virtual Sì, production sì, questo? virtual production ha tanti, come dire, significati. Questa viene definita virtual production, poi si definisce virtual production anche lo shooting, come dire, fisico, però all'interno di un mondo virtuale, per realizzare un prodotto full CGI, Re Leone. Per esempio, l'ultimo Re Leone, rifacimento in CGI del Re Leone, è stato girato da persone che si muovevano su un set e che vedevano il risultato in tempo reale per poter, come dire, lavorare in una maniera che sia quella propria del cinema, perché comunque il movimento di camera sintetico fatto all'interno di un software raramente riesce ad avere la fisicità, insomma, la realtà di un movimento di camera di un Reale, cameraman certo. che reagisce sul set al movimento dell'attore, a quello che succede, alle indicazioni del direttore della fotografia, del regista. Quindi ecco, è stato girato così, e anche questa viene definita virtual production. E poi c'è lo shooting all'interno dei teatri di virtual production, quindi di fronte a un LED wall, che è un po' la terza accezione, che è un po' forse quella che la fa da padrone in questo momento. Quando uno dice virtual, forse adesso la mente va a quello, ecco. E lì si tratta di ricostruire una scenografia che possa congiungersi con il mondo virtuale che viene proiettato all'interno di questi muri enormi di LED wall, ed inquadrare, come dire, quello che ne risulta con una camera, cercando di mascherare il più possibile il sim, come viene definito, quindi dove finisce la realtà e dove comincia L'immaginazione. l'immaginazione, esatto, con tutti i vari problemi tecnici infiniti che ne derivano, insomma. Qual è il vostro modo, il tuo, il vostro modo in Hive per crescere? Crescere dal punto di vista forse di Hive come azienda, ma anche crescere dal punto di vista tecnologico, tecnico. Cos'è che fate? Quali sono i percorsi che adottate per poter essere sempre sulla cresta dell'onda? Perché comunque mi viene da dire che il vostro è un lavoro in cui bisogna conoscere le ultime tecnologie, oltre a essere appassionati, che questo forse è la Chiaro. base. Sicuramente molto spesso capita il progetto che ha una necessità tecnica specifica che non riesce a soddisfare con gli strumenti che hai in quel momento, per cui dici
cosa mi invento, Scopriamo. cominci a pensare, vediamo se qualcuno ha già fatto una cosa del genere, quindi questo è sicuramente un motore. E poi c'è tutto il filone della necessaria ricerca meramente per rimanere aggiornati e per riuscire a far fronte all'aumento di risoluzione, profondità, colore, realismo che si cerca di ottenere, tutta una serie di questioni che noi per esempio più o meno ogni 3 anni, 2 anni e mezzo raddoppiamo lo storage. Però, come dire, a volte arrivi ad un punto per cui non si tratta più solo di aggiungere, ma devi ripensare, devi riorganizzare, quindi ecco questo è un motore che non si stanca mai di girare. L'ultimo aggiornamento l'abbiamo fatto 6 mesi fa perché arrivati a un terzo della serie, ragazzi no, non ci stiamo. non ci stiamo, muoviamoci per tempo. Ti chiedo, quando parli di storage così pesanti, di materiale così pesante, prima mi raccontavi che comunque Division e questo mondo in generale è un mondo che comunque abbraccia il remoto. Sì. Come fate a passare file così pesanti? Allora, a parte avere una grande fibra ottica. in realtà i dati non si muovono. Ok. Gli artisti lavorano su macchine all'interno del nostro ufficio. In remoto loro. Esatto, con software di, chiamiamolo telelavoro, insomma noi usiamo Parsec, che secondo me è un ottimo software, e quindi diciamo la larghezza di banda necessaria è molto molto inferiore e risolvi tutta una serie di altri problemi, primariamente di sicurezza, di ordine, di gestione dei file. Gestione, insomma, quindi quello è lo standard. Già da anni non si muove più assolutamente un file. Fighissimo. Ma comunque è proprio l'ABC anche a livello di sicurezza. Una produzione non darebbe mai in appalto una lavorazione di un certo tipo a un'azienda che poi sparge con gli inevitabili problemi. Sì, di perdita di dati piuttosto che chissà dove finiscono. Esatto, quindi ecco, sicuramente la larghezza di banda è molto molto inferiore. Ti faccio una domanda scema. Sì? Io ho provato a lavorare da remoto, ad esempio se sono fuori dall'ufficio provo a lavorare in remoto dall'ufficio. Forse editare il video è un po' diverso, ma si riesce a lavorare in tempo reale? Perché... Sì. Ok. Sì, il nostro editor in questo momento lavora da remoto, per carità ha una fibra, ma diciamo che con 20-30 megabit riesce a lavorare, inizia a lavorare bene, però puoi lavorare con 2 schermi 4K in tempo. Dipende dalla banda che hai. Certo, Dipende dalla banda che hai. Questa cosa è interessantissima, non vedo l'ora di provarla, nel senso che lavoro già da remoto, ma non avevo, cioè... Il software fa la differenza. Ok. Dall'altra parte devi avere un setup che ti permetta di lavorare comodamente, nel senso che se poi il compositor senior pretende di lavorare da casa sua sullo schermino così, naturalmente questo comporta delle difficoltà, però se dall'altra parte c'è una strumentazione adeguata, un buon monitor, una situazione poi chiaramente i puristi dicono ma il monitor non è calibrato, ma le condizioni di lavoro, la realtà in cui viviamo è questa e non cambierà, quindi... Ho una domanda un po' bruciapelo. Qual è stata la cosa che ha distinto secondo voi Hive Division rispetto ad altre, ok, che ci sono in Italia piuttosto che all'estero, perché lavorate sia in Italia che all'estero, ricordiamo questa cosa. Cos'è che quel scatto, quel pensiero, quel modo di fare, quel qualcosa che non solo vi ha distinto al tempo, vi ha fatto crescere, ma vi distingue tutt'oggi, secondo te, rispetto ad altre case, rispetto ad altri? Secondo me è la capacità di trovare soluzioni che definirei ibride per risolvere problemi che magari non sono così comuni. Molto spesso riusciamo a tirare fuori delle soluzioni che magari con poco o combinando competenze diverse riescono a trovare un buon risultato. Questo è successo molte volte, per esempio quando abbiamo realizzato il rig di GoPro per cominciare a lavorare in VR abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alle mie capacità di pensarmi questa cosa qua, ma Mattia Agri, uno dei miei soci, lavora al metallo come pochi, quindi lui ha costruito e ha saputo progettare il rig nel migliore dei modi. Questo è un esempio. Quando abbiamo cominciato a portare sui set i videoproiettori
per realizzare delle proiezioni di fondali, fuori dalle finestre e via dicendo, abbiamo riesumato una tecnica vecchia di 50 anni che nessuno più usava, però coniugata con delle novità e molto spesso per le produzioni in cui sia curiamo la produzione che gli effects, ecco lì è in genere dove succede l'alchimia, nel senso che ci inventiamo le soluzioni più strane a livello di camera, perché sai, lavorando insieme da ormai non dico 20 anni, ma quasi, sappiamo dove si ferma uno comincia l'altro, quindi riusciamo a realizzare delle cose che mettono a frutto nel migliore dei modi le competenze di tutti, quando magari se prendi professionisti diversi che arrivano da mondi diversi, magari questo non succede, magari ognuno riesce a portare 50% di quello che potrebbe, no? Bellissima questa cosa, perché proprio la sinergia tra voi è quella che fa la differenza. Credo sia raro trovare persone che sanno confrontarsi in maniera così franca, che è importante quando gestisci un'azienda, quando devi fare progetti di un determinato tipo, perché se ti cominci a nascondere dietro al non detto o magari avere difficoltà a tirare fuori problemi, via dicendo, che poi anche più banali, no? E allora diventa veramente difficile. Invece noi riusciamo sempre a gestire tutto con la massima trasparenza e questo ha sempre mantenuto, infatti, un ottimo rapporto anche nei momenti più complicati, più difficili, di maggior stress, che avvengono per forza e avvengono di più nel mondo del cinema, ancora di più nel mondo del cinema si pretende di farlo da Asolo, quindi siamo andati un po' a cercare, ecco. Sicuramente non siete partiti da una base facile, No. sicuramente questo, ed è ancora più encomiabile quella di tener duro e continuare in quella visione. Non avete mai pensato di dire forse dovremmo spostarci? Sì, però alla fine non l'abbiamo mai. Ci sono state delle occasioni, poi a volte, sai, il cinema vive anche di fondi regionali. Fino a qualche anno fa la regione Veneto non disponeva di un fondo e questo ci metteva in grave svantaggio nei confronti di regioni vicine, Friuli, Trentino, che invece dispongono di fondi. Poi negli ultimi anni questa situazione si è risolta, però non ti nego che, sai, all'ennesimo progetto, purtroppo no, dobbiamo portarlo in Trentino e dici, ma forse alla fine il Trentino sta lì Certo. a 15 km, boh, forse, però alla fine non c'è mai stata neanche lontanamente una scelta e adesso siamo molto contenti così perché comunque la zona in cui viviamo è meravigliosa, ci permette uno stile di vita che è molto difficile francamente da replicare altrove. Per la tua esperienza, per quella che è la tua visione, chi oggi vuole iniziare a intraprendere questo percorso, vuole stare su questo percorso, necessita di una scuola, necessita di un master, necessita di qualcosa o è un autopercorso che ci si può creare? Per rispondere faccio prima un ragionamento. Secondo me è cambiato il motivo per cui qualcuno cerca di avvicinarsi a questo mondo. Quando ho cominciato io, abbiamo cominciato noi, era estremamente di nicchia, estremamente ridotto e uno lo faceva per passione, punto. Non c'era il rischio di finirci per sbaglio, perché bisognava proprio andare Devi proprio a volerlo. cercarsela, Ok. soprattutto in Italia. Poi magari, sai, a Los Angeles magari era una cosa. Al giorno d'oggi è molto normalizzata la professione, ovvero le scuole di cinema, le scuole di effetti visivi, ma anche per esempio a marzo molto spesso a Roma c'è un festival di effetti visivi organizzato dall'Associazione Effetti Visivi Italiana e l'afflusso di ragazzi è enorme, che 10 anni fa sarebbe stato impensabile. Quindi detto questo, per chi parte con quell'idea lì, secondo me la cosa migliore è realizzate un progetto, trovate un team, che è quello che abbiamo fatto noi, perché noi scegliamo le persone con cui lavorare in base ai progetti che fanno, perché è lì che vedi come risolvono i problemi, come lavorano, che cosa vogliono fare
e assolutamente se si riesce a creare un gruppo, questo è secondo me più di ogni altra cosa una spinta, perché quando si è da soli può succedere il momento di difficoltà, può succedere qualsiasi cosa, è molto più difficile rimanere secondo me motivati. Invece per tutte le persone che semplicemente si avvicinano al mondo degli effetti visivi, come magari ci si può avvicinare a una qualsiasi altra branca del, chiamiamolo artigianato, lì naturalmente ti poni in maniera molto diversa e il consiglio secondo me è attenzione al percorso formativo che si sceglie. È facile secondo me cadere in situazioni magari economicamente, sai, pesanti, ma che poi magari non riescono a dare il contributo che uno si aspetta, anche perché molto spesso preparano per percorsi magari di alto livello all'estero e magari non tutti vogliono o riusciranno ad arrivare all'Industrial Light and Magic, alla Weta, a fare il prossimo Star Wars, no? Hai detto una cosa importantissima, la sposo tantissimo, che è crea un team, anche perché secondo me non può essere un lavoro fatto da solo. È un settore in cui devi essere a fianco con qualcun altro, perché non puoi far tutto, se no dovresti avere le giornate da 100 ore, nel senso che non è fattibile. Ma semplicemente non puoi avere le competenze anche per fare tutto. Poi, insomma, è chiaro, c'è l'artista che sa fare, Un po' di tutto, sì. però il cinema e la produzione video, insomma, è un mestiere corale che si fa insieme, forse più di qualsiasi altra cosa, non lo so, cioè nel senso, quindi sicuramente riuscire a trovare una serie di persone con cui si lavora bene può essere garanzia di successo o comunque di progressione verso un qualcosa che può essere interessante, progetti che fanno crescere il gruppo e via dicendo. Anche perché comunque vedo che, come spesso accade, il porsi come gruppo è più forte del porsi come il singolo, no? La singola persona, sai, una singola persona è difficile che riesca ad intercettare progetti o di un certo tipo, oppure quando sei a un livello senior, però ci devi arrivare col tuo percorso, no? Mentre se sei in un gruppo magari riesci già più facilmente ad avere accesso a cose più stimolanti. Sì, anche per sicurezza di chi è dall'altra parte, perché una persona, a parte volerci più tempo, un gruppo sai che se qualcuno per qualche motivo non può, non riesce, c'è il gruppo che sostiene. Sì, certo. Da solo, se manchi tu, vuol dire che cade il palco, quindi Sì, c'è sì, questa ma difficoltà. più da un punto di vista però umano che Mhm. tecnico, nel senso che tipicamente in un gruppo ognuno fa una cosa diversa, Certo. quindi comunque, sai, è importante essere sempre uniti e efficaci quanto più possibile, insomma. Secondo me arriviamo un po' a chiusura, no, di questa nostra chiacchierata, in cui ci hai veramente fatto esplorare questo mondo sia del VFX Supervisor sia di quello che è stata la vostra realtà, e questo è molto bello. Ti faccio due domande, questa volta rivolte un po' al futuro, se vogliamo. La prima è intelligenza artificiale. Nel Sapevo tuo me l'avresti arrivava chiesto. questa, la sto chiedendo a tutti. Certo. Come la vedi? Cioè, la vedi o non la vedi? O arriverà? Beh, la vedo naturalmente, nel senso che è già arrivata. La state già usando internamente voi? Allora, dividiamo subito in due categorie, no? L'intelligenza artificiale generativa, quella di cui tutti parlano, di cui tutti hanno il terrore, e secondo me siamo ancora un po' lontani, che vuol dire comunque mesi, anni, non decenni. Abbiamo ancora un pochino di tempo prima che si possa mettere in pratica con efficacia sul nostro lavoro. Il problema principale da risolvere è la mancanza di controllo che questa al momento permette, perché noi lavoriamo con un livello di controllo, di dettaglio e di scelte che vengono fatte che difficilmente al giorno d'oggi si riesce ad ottenere. Infatti molto spesso si vedono bei progetti realizzati con l'intelligenza artificiale, poi vai a guardare bene e ci sono gli interventi di FX, di color, di montaggio per nascondere le cose che, se invece parliamo di un utilizzo più tecnico dell'intelligenza artificiale, o meglio machine learning, mi piace chiamarlo così, che è un termine un pochino più tecnico e meno Più corretto da giornali, ecco. Certo. E allora sì, la usiamo già, sai, gli effetti visivi sono pieni di task estremamente noiosi e ripetitivi e complessi, time consuming.
tutto quello che possiamo evitare di dover fare a mano, volentieri. lo cerchiamo di evitare naturalmente. Certe cose funzionano sorprendentemente bene, altre sorprendentemente male, purtroppo ancora è un po' una black box, per cui è difficile capire all'inizio che strada prendo. Sono sicuro che, perché comunque non è una cosa gratis, no? Nel senso, comunque devi preparare, devi fare il training del modello, devi provare, poi non va mai bene del tutto, quindi sai, tu hai un tempo, un budget per fare quell'inquadratura. Essendo una piccola azienda, avendo poco tempo per fare ricerca e sviluppo, a volte siamo costretti a prendere la strada un pochino più conservativa perché l'hai già fatto 50 volte, Lo sai fai. che in X tempo lo fai. Se provo l'altra strada magari ci metto il 10% di X, però magari non viene niente. Quindi è un po' questa in questo momento la difficoltà, almeno mia, nell'approcciare la cosa. Però non nascondiamoci, arriverà, è un tool, bisogna saperlo utilizzare, non bisogna rimanere indietro, non bisogna intestardirsi anche perché evitarlo. oggettivamente può essere molto interessante. Ecco, io il problema che vedo nel nostro campo, che per me sarebbe veramente la morte dentro, ovvero già si parla di piattaforme che creano contenuti in tempo reale per l'utente in maniera completamente automatica, ovvero tu accendi la TV, vai sull'app dello streamer e ti chiede cosa vuoi vedere stasera. E dici, guarda, vedrei volentieri una storia di un pirata che ha una bella nave che va a fare questa avventura qua, incontra questa creatura qua, play e parte il film. Generato in quel momento. Generato col tuo prompt, no? Nel senso, tu adesso scrivi il prompt e Midjourney ti Sì, crea un'immagine, però fra 2 anni ti creerà magari un video di 1 minuto credibile, fra 4 anni ti creerà il film con possibilità di interazione anche, che magari dal punto di vista dello spettatore può anche essere molto interessante perché togli la linearità, diciamo, del cinema, no? Nel senso, lo avvicini ad altri, però per chi fa il nostro lavoro, pensare di veder scomparire tutta la componente artistica è un po' triste, anche perché non ci credo che poi la qualità, non visiva, ma la storia, l'emozione che riesce a Possa dare, effettivamente, possa in tempi recenti competere con un bel film fatto da persone con tutti gli errori che ci possono essere, con tutte le problematiche e via dicendo. Ecco, speriamo che non si vada eccessivamente in quella direzione lì, che un po' continua il trend che c'è stato con la bolla durante la pandemia di aumento esponenziale del volume di contenuti, ma non è un segreto per nessuno che la qualità ne ha un po' risentito, no? Quindi non vorrei che si continuasse, mi piacerebbe che fosse utilizzata invece per aumentare il livello tecnico, artistico di produzioni gestite a vecchia maniera, no? certo. Come una ragazza ha dichiarato che è diventata famosa, mi piacerebbe che l'intelligenza artificiale facesse i piatti della lavanderia, no? Per permettermi di scrivere e fare, non so, dipingere Altre cose, o sì, certo. creare qualcosa, e non che mi vengano messe a disposizione delle app per dipingere e per comporre musica, e poi comunque arrivo a casa la sera e devo lavare i piatti, no? Nel senso, Mi toglie la parte bella e devo continuare a esatto, fare cerchiamo quello. di risolvere i problemi, vediamo. Detto questo preambolo, quindi di intelligenza artificiale, come lo vedi? Sapendo anche, ci parlavi prima delle difficoltà che sta affrontando il mondo del cinema, come lo vedi il settore attuale? È un settore che richiede, è un settore in crescita, è un settore stagnante, ha bisogno di una rivoluzione, come la vedi? È un po' esplosa la bolla di produzione di contenuti della pandemia, la gente è ritornata fuori di casa, non guarda più 10 ore di streaming al giorno. Arriviamo all'Italia, l'Italia in questo momento sta vivendo una crisi che insomma lo sappiamo tutti per colpa
nel senso per causa di difficoltà normative il mercato della produzione cinematografica è nella sostanza fermo o quasi, e naturalmente questo non può che avere un effetto anche sui lavoratori della post-produzione, gli effetti visivi. Sì, tutto il settore. Si spera in una rapida soluzione del problema, ma ormai pare quasi evidente che ci sia una volontà dietro determinate scelte o non scelte, perché insomma la situazione è in stallo da molti mesi. Fra addetti ai lavori ci si comincia un po' a chiedere perché. Ma il perché è chiaro, comunque sai, ci sono buchi da riempire, no? E ci sta, però comunque va fatto con chiarezza, con onestà, rispettando le norme che sono in vigore, in determinati modi, insomma. Quindi speriamo che si voglia mettere ordine quanto prima, non necessariamente ripristinando la situazione precedente, ma ripristinando una situazione chiara e su cui poi si possa lavorare, riorganizzarsi, insomma non è che si debba sempre fare tutto allo stesso modo, no? Però trascinare una situazione che porta a un blocco dell'industria non è sano per nessuno. Certo. Io Eric ti ringrazio tantissimo di essere stato qua, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra chiacchierata, sei stato molto gentile di aver portato la realtà che avete creato in 12 anni e da qui in avanti, perché comunque quello che a me colpisce è il luogo ma anche la tenacia, perché non è facile, me ne rendo conto nel nostro piccolo, ma veramente cioè veramente una forza anche nel portare avanti questa cosa. E mi ha colpito ancora di più il fatto di sapere che una forza data da un'amicizia, che non è facile in questo lavoro. Questo fa capire quanto veramente hai bisogno di avere passione e voglia di sperimentare, di stare nella tecnologia, eccetera. E trovare le persone giuste. Assolutamente. Quindi davvero grazie mille di essere stato dietro questi microfoni. Spero di riverti qua, magari tra un po' di tempo, che ci racconterai come il mondo si è evoluto e la vostra tecnologia si è evoluta. Sicuramente ci sarà da dire. Volentieri. Quindi ancora grazie Eric, grazie di essere stato con noi. Voi. Noi ci vediamo o ci sentiamo alla prossima puntata di Behind the Video. Aspetta che elaboro la domanda che ho in testa. Ti piace molto il cinema? Mi piace, sì. Mi sto immaginando te seduto in poltrona a dire qua. Lì c'è qualcosa di strano. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Scrivici nei commenti cosa ti ha colpito di più di questa puntata e quali domande vorresti fare ai nostri ospiti. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato e condividi questo video. Ci puoi seguire su tutte le piattaforme streaming e social. Trovi i link in descrizione.